E Samaria Ricca, Ricky beatificato insieme a David Gilmour. Figlio, ciao, siamo di nuovo qua allora. Ciao. Senti una cosa, facciamo finta che chi sa la pimenta è vista e non ti ho chiesto mai niente, diciamo. Come hai iniziato tu la tua carriera? Cioè che così hai iniziato con improvvisare con una chitarrina oppure altri strumenti? Cioè, cosa che ti ha portato al tuo successo piano piano, dalla tua infanzia in poi, insomma, che cos'è stato? Allora, quando era dico, a me piaceva tu fai fissa. Perché se tu fai fissa, a te no. Poi quello era in cucina con me, no? E passò un chiussere che faceva sei decca la chitarra, che ecco, disse, ma che fai, che dici? Via, così stava facendo a te. Sì. Ma tu facevi proprio a te con un migliolino. Che diceva, che chitarra? Asciato tais. Come pechetto. Sai, il cannello, io ritrago tutto. Una tonnellata. E quando era lì, mi ha captato una ogni settimana. Non so mai. Che poi passava il tempo, diciamo, a scintillare. Cioè, che cosa ti stavi facendo? Ti piaceva, diciamo, a te improvvisare, fare cose? Passava anche tu, facendo un stage, ma è anche quello che mi è capitato. Allora a un certo punto io facendo questi stage, c'era la chitarra. E poi delle cassette melodiche. Sai, chissà per esempio, che ha stato essere il preferito. Sente un suono, chissà suono originale. È meraviglioso, veramente come suono è una cosa spettacolare. Che giri là, che ci fai tu? Io ci faccio. Ci fai tipo. Ci fa chissà me Mornings, vabbè. Ma quando tu ci fai proprio con il giro di do, perché io ci hai studiato finché ma non riesco proprio. Non ce la faccio, beh. Il giro di do è facile. Se vado un film è semplice. Vuoi che siamo me, so tasso, e tu si comincia le piste me. Le cose. A un giro di do voglio un fare canzoni allegre. Che ci entra? Quando tu a fare canzoni allegre, la devi mettere tutti in maggiore, perché se no ti viene la perfezione. Non lo so, aspetta, fammi pensare. C'è qualche pezzo di musica che io non mi ricordo in questo momento, che sapessi di Toria Starita, di Manuel, però i pezzi principali si sanno irrilevanti e ci vuole come c'è l'auto che sono se la canzone è bella che sei canzone ci stanno i pere che era allora per animale era troppo bello. Lo senti che è intonato? Questa canzone era un animale per un chissà mi piace ciò. Lo senti come pezzica. Lo sento se poi ti inizia ci fare io fammi fare se fanno i quadrini che tutte le per intero no sono spettacolari io vedo chi sei io allora quando applica l'ispirazione mi conosce bene e poi mi conosce è un necchio mi sa chitarra a spiegare cose che servono bene. Ma senti, una pacchiette, cose, feste, eventi, ne faciste quando eri picciottino? Ha fatto qualche nonni, diciamo, però ogni volta finisce male perché a fare che si mettono i nati vediamo dai siti un sei cominciano a mangiare, a bere e disguidare la scaletta ma questo cominciamo a improfessare io credo quindi a questo è senza pensarci aspetta sentire lei disse sono e se è stata una seduta in gabinetto mi 7 euro allora non è però troppo bello sei un genio.